Hello, buongiorno signori e belli signora. Eccoci qua. Oggi avevi iniziato, cominciato a scrivere un po' di vocabolario napolitano, no? E poi all'improvviso mi ha già incappata, mi ha già andrasat, mi ha già fermata a brustolatura. Apriti cielo, sarà aperta una finestra, goppa a mare chiaro. Edoardo De Filippo, la brustolatura, meraviglioso. È una finestra caduciva, goppa a vita le vicole di Napoli, la Napoli vera. I was writing down some vocabulary, okay, with translation to Italian and English, and suddenly I got stuck on the abbrustolatura, that is a coffee toaster, okay, that is also called tamburino. Why? Of course, because in the Vigole Napoli, downtown Naples, the people they use this kind of barbecue, okay, to toast the coffee. All right, that's why they call tamburo, because it's like a tambourine. Okay, it's like a cylinder, and it's also called the tambourine. It's kind of, it's a toaster, coffee toaster. All right, let's start. Reading Napolitan 24, Dizionario domestico, napoletano e toscano. Guys, this I will put a link, of course, where you can find online this vocabulary. Is amazing. We are talking of, it has been published 1964. Try to guess. Amazing. A curated by priest Luigi Manzo. Home Dictionary. Only page number 3. I was planning to make 3, 4, and 5, but then suddenly I got Eduardo called me. Okay, so I cannot continue with the vocabularies, and also, so I stop and I proceed with Eduardo. Okay, let's do it. Napolitan, Italian, English, page 3 of this vocabolario domestico, dizionario domestico. Abbeveraturo, abbeveratoio, English, the watering hole for animal. No, that you can find the animal farms. Abbetiello, lo scapolare. The scapular is a Western Christian garment, is little dress, okay? O abitino is little dress, a small petite dress for generally for women, you know. Abrocars, affiocare, affievolire. To fade, weakening, dimming. Abashka, ambascia, angoscia, affanno. In English, kind of anguish, distress, a feeling of distress and breathlessness. Okay? Affanna, abbascia. Abbrucamiento. How is beautiful my language. Abbrucamiento. La raucedine, the hoarseness, no, or a raw throat, raw voice. And here we are, where I got stuck, and I cannot go ahead with vocabulary. The voice of Eduardo. Abbrustolatura, or even translate is the coffee toaster, but in true is a tamburino. Okay, it's like a cylinder. Abbrustolire il caffè, tostare il caffè, to toast the coffee. I put a link where I find this page dedicated to Edoardo De Filippo, la brustolatura. A cura, credits to Mrs. Maria Rosa Schiaffino, ok?
and this is an extract from Le Ore del Caffè, the coffee time, the hours of the coffee breaks. I read, guys, I read first the Neapolitan that I find in the article, and then after I read the article that is amazing because I cannot fit all the article in the space available on YouTube, okay, in the description. So I will put, you will have your file open and follow me in reading and listening. Era un cilindro, la brustolatura era un cilindro lungo dai 30 ai 60 centimetri. It was a cylinder with length from 30 to 60 centimeters, con circa 15 centimetri di diametro, with about 15 centimeters in the diameter. Da un lato aveva un lungo perne. From one side it was a long how to call perno? Perno. Bolt. From one side it has a bolt, and the other side a handle to turn, to keep turning the toaster, no? The cylinder. Okay, let's do it in Neapolitan. Ah, ma che odore caffè, che bellezza! Esclamavano in coro dei venditori ambulanti. Una donna filiforme chiedeva a una donna con un gran ciuppo di capelli neri: «Signor, l'avete fatto un caffè voi?» E l'altra rispondeva: «Come no? Noi lo facciamo 2 volte alla settimana. Teniamo nonna che non lo contenta nessuno e a così lo fa lui.» Amazing. This is the Neapolitan cadenza that I already spoke about in some other video. That, as you can see, when the Neapolitan is talking to a little audience or stranger people or neighbors, you know, he used to keep on the Italian diction, you know. Sometimes, like here, teniamo o nonno, teniamo Italian, o is il napoletano, nonno, che non lo contenta nessuno, you know, it's mix of Neapolitan Italian. E a così, and so lo fa lui, and so he make coffee by himself, personalmente. Dal balcone di un appartamento signorile, un cameriere vestito da vespa, giacca a righe nere e gialle e basette nere laccate sulle tempie, a una squisita servetta dell'appartamento accanto, dice: «Tra poco vi devo lasciare, si deve ritirare il caffè.» E lei: andate, io o caffè o faccio di sabato, ma è sempre una grande responsabilità. This is you know, you can feel the theater of Eduardo, you know, if you listen at Eduardo opera theater, you feel this language mix Italian with this cadenza, ma è sempre una grande responsabilità, you know, la sh, Neapolitan sh is still there, but the tone is a kind of Italian with the typical cadenza of the theater of the Eduardo. Ciro mio, basta che si distrae in un momento, s'abbrucia un caffè e s'appuzzolondisce a casa. Oh, Ciro,
just just one moment of distraction and the coffee is burned, okay, and the smell invade all the house. Then another part of the article, lo accontentai e sotto l'ingrandimento del mio personaggio in posa di prestigiatore scrissi: Pocca ferandille, pur Dio, si sente adore, rice, venghia. Amazing, Eduardo. Means to say, for the coffee from Caribbean, from the Antille, French Antille, even God, if smelling the scent of the coffee, can say, I'm coming, I'm on the way. Me too. All right, guys. Now let's go reading. Let's go reading the article, the whole article. L'abbrustolatura di Edoardo De Filippo. The Cylinder by Edoardo De Filippo. L'arte della commedia, The Art of Comedy. Da Le ore del caffè di Maria Rosa Schiaffino. From, extract from Le ore del caffè, the Coffee Times, by Maria Rosa Schiaffino. Intorno al 1908, around 1908, abitavamo in Vico Ascensione. We were living in Vico Ascensione a Chiaia. Chiaia is one of the most famous quarters of Naples. Numero 13, Civic number 13. In questa traversa di Via dei Mille, in this small street of nearby Via dei Mille, come del resto in tante strade, as well as in so many other streets and small i vicoli. I cannot find, I refuse to find to translate in English, because la parola, the word vicolo di Napoli is an identification, is the soul of Naples, of the life of Naples. Okay, so let's call i vicoli di Napoli, okay, the streets, the small streets of Naples. Nelle prime ore del mattino, at dawn, si celebrava un rito particolare. A particular rite was celebrated every morning, indispensabile per le famiglie meno abbienti, of a paramount importance for the poor families, okay, the poor people that they cannot afford, okay, to spend much, and of course per i patiti. Patito is somebody crazy for something. Me, I am a patito for coffee, for example. Okay, I'm a crazy fan of the coffee. Si abbrustoliva il caffè. Coffee were toasted. Giacché a comprarlo crudo, giacché è un'espressione, is an expression very rarely used also in Italian. Giacché is like to say because, simply because. Giacché, just because, a comprarlo, to buy raw coffee, you may save money. And toasting at your house, in your home, costava solo pazienza e abilità. It costs just only patience and skill, ability. Ogni una o 2 settimane si preparava la quantità necessaria a seconda del bisogno, delle finanze e della golosità di ciascuna famiglia. E poiché ovviamente le date della cerimonia non coincidevano, ogni giorno c'erano qualche donna o qualche nonno appollaiati sui terrazzi o seduti in balcone
a girare la manovella della brustolatura. This figure of the elderly, no, especially the man, nonno, the grandfather, is very popular in the picture of della Napoli dei vicoli, no? As we used to say, la Napoli dei vicoli, no? Dei quartieri. Prima di andare avanti, sarà bene descrivere questo arnese che oramai per la maggioranza dei napoletani è diventato soltanto ricordo. Unfortunately, the cylinder, a brustolatura, is disused now. I mean to say, is just a memory for us Neapolitans. But for sure, somebody will be there still using the real passionate. It's the same. It's the same when you still may find the cocumella, that is the traditional, the old coffee machine. You may find in internet the cocumella. Una piccola parentesi. Sorry. Allora, era un cilindro lungo dai 30 ai 60 cm, con circa 15 cm di diametro. Da un lato aveva un lungo perno, dall'altro una manovella. I chicchi crudi, the raw seeds, grains of coffee, si introducevano nel cilindro attraverso uno sportellino centrale che veniva poi ben chiuso per mezzo di un gancetto. It was closed by a hook, okay, by a little side lid. Il fornello consisteva in una scatola rettangolare su piedini, anch'essa di metallo. Sulla griglia del fondo si accendeva la carbonella. On the grill, on the bottom grill, of course you light up the carbon, not the coals. Al centro di una parete laterale c'era un buco per alloggiare il perno. Di fronte a questa parete si trovava un vuoto nel quale inserire la manovella. That reminding, picturing the grandpa on the balcony, okay, or on the street in the vicolo, that turning and turning the manovella, okay, this handle. Si poteva dare inizio alla tostatura. Let's start with the toasting. Una piccola parentesi. Perché ho parlato di terrazzi e balconi? Here we are. Why I mention about terrace and balconies? Perché durante la cottura, because during the toasting, i chicchi di caffè, the coffee grains, molto oliosi, very oily, sprigionavano un fumo intenso. Were releasing an intense, dense fume, ok? Che sarebbe risultato insopportabile in un ambiente chiuso. That, of course, could have been unbearable and dangerous in a closed environment. Mentre fuori non dava alcun fastidio, while outdoor, can be done without particular problems, troubles. Anzi, diffondendosi per l'aria e trasportato dal vento, instead, diffondendosi per l'aria, spreading in the air and brought and blown by the wind all around, costituiva per tutto il vicinato una vera gioia. Were giving a joy for all the neighbors, okay, that they may enjoy this fantastic beautiful smell of the coffee
toasted coffee. Girando la manovella, i chicchi si rovesciavano su se stessi, cadendo e ricadendo sulla parete infuocata del cilindro, fino a raggiungere il giusto punto di cottura. Ogni tanto si toglieva la brustolatura dal suo appoggio e lo si scuoteva un paio di volte per sentire il rumore degli acini e calcolarne il peso, poiché essi diventavano sempre più leggeri man mano che cuocevano. Of course, it's like the popcorn, no? When you sometimes they lift up the cylinder from the base and checking the weight, okay, and the sounding of the grains, gli acini di caffè, no? Ma non basta. Bisognava controllare anche il colore dei chicchi, but they have also to check the color of the grains, aprendo ogni tanto lo sportellino centrale e quando erano diventati color manto di monaco, what kind of shade of color, manto di monaco, let's say the priest clothes, si toglieva immediatamente dal fuoco il cilindro e si versavano gli acini bollenti su un largo vassoio o su un capace piatto di terracotta. So as soon as the grain reached that specific color of the priest del saio del monaco, they were poured on a large plating or on a terracotta, ok, on a plate of terracotta, allargandoli ben bene con un mestolo di legno e continuando ad agitarli finché si raffreddano. And keep stirring until they cooling down. Ad ogni colpo di mestolo si alzavano nuvole di fumo che spandevano intorno un aroma delizioso, penetrante ed irresistibile. I changed the tone now, ok? Let's go on the storytelling cadenza. Anche io, che poltrivo a letto cercando di ritardare il momento in cui avrei dovuto alzarmi per andare a scuola, non appena questo seducente profumo mi arrivava al naso, e arrivava perfino quando le finestre erano chiuse, saltavo giù dal letto, pieno di energia e felice di iniziare una nuova giornata. Ecco che, prima ancora di aver ottenuto il permesso di berlo, il caffè mi faceva da sveglia ed era diventato il simbolo del giorno che inizia. L'odore del caffè appena tostato, uno degli odori più stupendi che esista, I agree, mi seguiva mentre mi lavavo, mi vestivo, mangiavo con appetito a zuppe e latte e mentre scendevo le scale. Arrivato in strada, l'odore si sentiva un po' meno, perché il fumo tende più a salire che a scendere. Basic physics. Ma ne ero ugualmente consapevole attraverso le voci che ascoltavo. Beautiful. Che allegria mi davano quei commenti che scoppiettavano da una finestra all'altra, lungo tutto il tragitto da casa mia alla scuola e i vicoli. Ah, ma che odore caffè, che bellezza! Esclamavano in coro dei venditori ambulanti. Una donnina filiforme chiedeva a una donna con un gran tuppo di capelli neri: «Signor, l'avete fatto il caffè voi?» E l'altra rispondeva: «Come no? Noi lo facciamo 2 volte a settimana. Teniamo non che non lo contende nessuno e a così lo fa lui personalmente». Dal balcone di un appartamento signorile un cameriere vestito da vespa, giacca a righe nere e gialle,
e basette nere laccate sulle tempie a una squisita servetta dell'appartamento accanto. Tra poco vi debbo lasciare, si deve ritirare il caffè. E lei? Andate, andate. Io ho caffè, lo faccio di sabato, ma è sempre una grande responsabilità. Ciro mio, basta che ti si distrae in un momento, s'abbrucia il caffè e sta puzzolendisce a casa. Poi, spesso, prima d'essere inghiottito dal portone della scuola a San Pasquale a Chiaia, famous neighborhood, mi arrivava all'orecchio: ah, là, di un solacchianiello di fronte, sorbiva una tazzina di caffè prima di iniziare il lavoro e quella era di un'eloquenza eccezionale. Vi trasparivano piacere, soddisfazione, sensualità, appagamento, golosità, addirittura sorpresa e rapimento. Tutte cose che poi da grande avrei provato anche io, ma che allora, a 8 anni, mi facevano venir voglia di ridere. E fu un bel ridere quando raggiunsi, assieme ai 29 anni, il vero grosso successo con Sick Sick, l'artefice magico. Tutti ricordano, credo, l'invito di un prestigiatore. Se c'è qualche persona del pubblico che vuole venire sul palcoscenico, signori, è la famosa battuta del palo, vengh'io. Nel 1929 la battuta del palo, il palo in this case was the assistant actor, no? That is in the crowd, okay, in the audience. Nel 1929 queste due paroline diventarono una vera e propria frenesia. La gente le usava dappertutto, a proposito e a sproposito. Per strada, gridandosele da un marciapiede all'altro, nei locali pubblici, nelle case, sulle spiagge alla moda. Now I start reading in Neapolitan. Okay, guys, it's still in Italian. Nu giovane adducchiava una bella guagliona. Subito esclamava: venghia! Si nu ghiottona voleva arrivare da tavola nu dolce tentatore. Diceva: venghia! Anzina in dei bar e in dei ristoranti i cameriera, alla chiamata dei clienti, s'avviavano a passi bersagliere strillando venghia. Tanta popolarità fornette per attirare attenzione al bar delle Antille, un famoso locale a quell'epoca per l'eccellenza lo suo espresso. Non gira, ma Chiaretti poteva esporre in da vetrina una foto di Sic Sic, possibilmente che aionda in una frase che reclamizzasse o caffè suoia. O contentaia. E sotto all'ingrandimento del personaggio, Bosa e prestigiatore mago, scrivietta: po caffè randilla pure Dio si sente adora, dice, venchia. Annanzi alla vetrina, la mattina alla sera, sustavano, si fermavano gruppetti di persone che commentavano a divertita e due versi. A mente l'affare lo bar ievano a gonfie vele. O padrona esultava, ma purtroppo a sua gioia duraia solamente 3 o 4 giorni. La mattina ho messo o commessa a curia, arrivaia e accusando che lo miserabile pagliaccio, che lo guitti rispettoso,
l'aveva usata a nominare Dio in mano e giungetto o proprietario lo locale e togliere la vetrina a foto e chi lui verse blasfemi. A dire la verità, a dire il vero, non mi sentiete affatto per niente colpevole e irriverenza. Pure di Giacomo, Salvatore di Giacomo, aveva fatto scendere o Padre Eterno e San Pietro fino a Piazza Dante. Amazing. L'aveva fatto trasire in un caffè ordinando o cameriere. Favoriteci 2 mezze limonate. Perché il limone sì e il caffè no? Batte la pesca? Amazing, amazing. All right, guys. So, guys, okay, since it's too long to to put on my okay, I give you the link where you can open this web page. That is quite amazing. So you can follow me when I read. Okay, to better understand and mainly learning Italian and Neapolitan at the same time. Okay. All right, guys. Thank you very much. Amazing, Eduardo De Filippo. Again, I show you that how many phases, okay, have the Neapolitan language. How different from the street language, from the local dialect, from the Aulic, Letterarian Neapolitan. Here again with Eduardo De Filippo to the theater cadenza that is quite different. You know, it's quite different, and the colorful way how the people of the Vicoli di Napoli they mix the Italian with their particular very own tone, okay, and the Neapolitan original wordings, all right. Ok guys, thank you very much. Ciovrim, signore e signori, è stato un onore oggi leggere questa fantastica descrizione di questa emerita, fantastica signorina Maria Rosa Schiaffino, che she really depict this painting of Neapolitan life in reference of this amazing opera by Eduardo De Filippo. I really, really loved, really fantastic. Thank you very much. All right, guys, thank you and see you next. Bye. Ciao.